Buongiorno. C'è da domandarsi perché rispetto alla triade seicentesca che ha creato il barocco romano, ma anche quello universale, Pietro da Cortona in fondo non abbia voluto le stesse celebrazioni di Francesco Borromini o di Bernini. L'ho pensando arrivando qua per questo convegno e allora ho riflettuto su una questione messa a fuoco da Leone Pascoli, in cui parlava dell'importanza della fortuna e della sfortuna, non riferito specificamente alla figura di Pietro da Cortona, però mi è venuto in mente che questa cosa della fortuna riguardasse un po' dati anagrafici. Allora, se teniamo conto che Pietro da Cortona nasce nel 97 e muore nel 69, Bernini 98-80, Borromini 1667, probabilmente è stato questo concentrarsi di celebrazione sugli altri due autori che ha impedito negli anni 60 che ci fosse una esauriente riformulazione degli studi, ma anche un modo di creare, attenzione su un protagonista così universale. C'era stata già nel 64 la grande mostra, 64 era l'anniversario della morte di Michelangelo. Ecco, Bruno Zevi con Paolo Portoghesi avevano dato vita a queste celebrazioni con convegni, ma soprattutto con una mostra sconvolgente, di grande azzardo, di grande modernità, direi anche antesignana nel modo di leggere l'architettura, la pittura e la scultura all'interno del piacentiniano Palazzo delle Esposizioni. Come esito di questa grande occasione, appunto siamo nel 64, c'era stato un ponderosissimo volume pubblicato da Einaudi, curato dagli stessi due autori di queste grandi studiosi, appunto Portoghesi e Zevi. Forse un volume insuperato e insuperabile anche nello spessore, nel coinvolgimento degli studiosi, ma veramente di portata epocale. A partire da allora i volumi, i cataloghi delle mostre hanno cominciato a subire questa sorta di esagerazione, una sorta di rapporto tra smisuratamente grande rispetto ai contenuti, ma questo è un altro ordine di problemi. Ecco, dicevo, 64, oltretutto con l'invenzione tutta zeviana di far percepire l'architettura che, come diceva Boito nell'Ottocento, è tra le cose la più noiosa, è tra le arti la più noiosa sentirne parlare. Ecco, aveva trovato un modo struggente e straordinario di poter far percepire al pubblico, anche non dei soli chierici, come avrebbe detto Dionisotti, ma anche a un pubblico più allargato. Ecco, Zevi era riuscito a far comprendere le tematiche, le problematiche, le novità linguistiche di Michelangelo attraverso quello che era stato la sua individuazione nel rapporto didattico allo UAV, all'Università di Venezia, alla Facoltà di Architettura di Venezia, facendo rileggere le architetture attraverso la restituzione dei vuoti della spazialità interna con questa idea geniale dei plastici critici, quindi una mostra di grande suggestione, di grande azzardo e che in qualche modo aveva monopolizzato quell'anno. Nel 67 sempre Zevi e Portoghesi con l'Accademia di San Luca sono coinvolti per le celebrazioni borrominiane, ecco, per problemi istituzionali, accademici, nasce una sorta di incompatibilità per cui quelle grandi celebrazioni in realtà non riescono ad arrivare se non all'esito di 2 tomi, sia pur importanti, ma senza la spettacolarizzazione cui avevamo assistito e di cui vi ho parlato per l'occasione del 64 dedicata a Michelangelo. Il convegno del 69 per il terzo centenario della morte di Pietro da Cortona ha vissuto la lateralità del fatto di non essere stato portato così a grande diffusione, nonostante mi accorgo dai nomi coinvolti che ci fosse tutto il goto della cultura di allora, da Neules che tornerà con una straordinaria monografia sui marchesi di Santi Luca e Martino di San Pietro da Cortona, e c'era da De Angelis do Sassa, Salmi, San Paolesi, c'era i giovani rampanti da Marcello a Maurizio Fagiolo, Sandro Benedetti, cioè tutto l'ordinariato d'Italia, e quindi un convegno di grande importanza, di grande rilevanza,
con la sfortuna che gli atti del convegno escono una decina d'anni dopo in una dimensione forse un po' troppo localistica e non di grande suggestione grafica ed editoriale, all'interno del quale però sono restituite tutte le straordinarie relazioni di Brandi, appunto, di Petrucci, insomma un documento molto importante. Però non c'era ancora stata la celebrazione più, diciamo, la divulgazione, la dimensione mass mediologica immediata cui abbiamo assistito per tutti gli altri. Nell'87-88 Anna Lo Bianco cura una grande mostra a Palazzo Venezia dedicata a Pietro da Cortona per il centenario appunto della nascita, e devo dire che lo sforzo dal MIBA, dal Ministero dei Beni Culturali al Comune di Roma, è stato anche in quel caso straordinario, ma non siamo ancora arrivati alla dimensione universalistica della genialità di Pietro da Cortona. Allora mi sono posto alcune domande. Oltre alla sfortuna della anagrafica, dell'essere nato in una congerie troppo forse affollata di personalità da celebrare, rispetto al fatto che già in vita aveva goduto di grandissima fortuna. Si pensate che Mancini già nel 1625 gli dedica una seconda biografia, quindi Pietro da Cortona usufruisce di una biografia a 25 anni che viene ripubblicata a 28 anni nel 1625, e in questa biografia viene evidenziato come Pietro Berrettini, lui da poveretto e vestito malamente, arriva a Roma in una dimensione quasi protettiva, che a opera di due grandi protagonisti: Baccio Ciarpi, che è pittore di media grandezza, però un frate oratoriano, e il rapporto di Pietro da Cortona con gli oratoriani sarà parte fondante della propria esistenza. Basti pensare alla lunga vicenda degli affreschi per la Valliceriana, per la Chiesa Nuova, dalla catino absidale fino alla volta della navata centrale, ecco, ma soprattutto Marsilio Onorati, che è il padre penitenziere suo, e è lo stesso Onorati che in qualche modo lo mette in relazione con l'Accademia dei Santi Luca e Martina, perché il tramite è la partecipazione di questo padre penitenziere alla riscoperta del corpo di Santa Martina nel luogo dove Pietro da Cortona realizzerà la cripta e la chiesa straordinaria, che è il tramite per il quale l'Accademia di San Luca riesce ad avere tra le proprietà questa chiesa straordinaria e soprattutto questa dimensione di riscoperta dell'importanza della dimensione pia, di cui ci parlerà Monsignor Sciacca, perché due in fondo sono le note costitutive di tutto il lavoro di Pietro da Cortona, su cui non mi voglio dilungare. Questa dimensione pia che gli deriva dal rapporto con gli oratoriani, il mito di San Filippo Neri. L'altra è la straordinarietà di pensare che a questa dimensione, come ho detto prima, universale, ci si arriva solo attraverso la fatica, e questo è indistintamente messo in evidenza sia, come dicevo prima, dal Pascoli, dal Fabbrini, dal Passeri. Tutti parlano dello strepitoso lavoro a monte di ogni acquisizione cortonesca, tant'è che il nipote, Luca Berrettini, 10 anni dopo la morte nel 69 di Pietro da Cortona, scrive a Ciro Ferri, uno dei grandi allievi di Pietro da Cortona, scrive ricordando come Pietro da Cortona ogni giorno che passava per le strade di Roma non faceva che riprendere gli stessi temi che avevano costruito fin dall'infanzia, dalle opere d'arte alle chiese, alle architetture, non faceva che disegnare. Quindi questa idea che il lavoro si costruisce man mano, che quindi non è il problema del rapporto con i Sacchetti, con i Mattei o con Urbano VIII, poi Innocenzo X, Alessandro VII, Clemente IX, non è la fortuna del lavoro con i grandi pontefici che hanno creato la Roma del Seicento, non è la fortuna con le grandi famiglie, anche se è chiaro che anche questo entra in ballo, perché i grandi quadri che lui realizza per Marcello Sacchetti e che costituiranno nel Settecento il primo nucleo fondativo dei musei capitolini, che stanno tutti attualmente ai musei capitolini, ecco, danno conto di questa importanza, di questo ruolo, ma anche di quanto queste frequentazioni l'abbiano messo in condizione di crescere, diciamo, autobiograficamente, culturalmente, professionalmente, così come lo hanno aiutato a crescere professionalmente
apparentemente delle cose diciamo in filigrana, come la presenza alla vallicediana dei grandi 3 quadri nell'abside di Rubens. Va tenuto conto che anche nei confronti di questi 3 grandi quadri, di cui esistono versioni precedenti, ma che, come è capitato molto spesso nel Seicento, soprattutto a Roma, venivano rifiutati, nel caso delle tele rubensiane erano state rifiutate e sono andate, diciamo, altrove, sono tornate da Anversa, per la difficoltà di leggere, la bituminosità del fondo di queste tele e quindi sostituite da toni più squillanti, più vibranti, ma eseguiti appunto da Rubens tra il 6 e l'8 su grandi lavagne. Ecco. E quindi anche la presenza diciamo, di questi grandi mecenati, la presenza di questi cantieri sono stati in fondo il terreno, il substrato su cui Pietro da Cortona muove i primi passi. Io non voglio dilungarmi oltre, ma proprio su questa questione della dimensione pia si ricorda che Pietro da Cortona andava spesso a trovare gli ammalati all'ospedale di San Giovanni in Laterano, che addirittura faceva questo lavoro assistenziale, diremmo noi oggi come una dimensione caritatevole, su cui ci racconterà tutto Monsignor Giuseppe Sciacca. Grazie.